Adesso Genova è una città che rimane con questa roba qui. A livello artistico, a seconda del momento, produce o cantautori, o comici, o serial killer. Serial killer sono usciti Bozzano, Minghella, Bilancia l'ho conosciuto, vedi? Ho avuto la fortuna, vedi? Minghella era di Bolzaneto, vedi? Anzi, approfitto per salutarlo, ciao Mauri. Invece Bilancia l'ho conosciuto di persona. Una volta mi chiamano per fare uno spettacolo, piccolo spettacolo, alla consegna dei diplomini dell'Università di Padova all'interno del carcere ai carcerati. Io non sapevo niente, sono andato lì, mi sono seduto in questa cosa, iniziano a consegnare i diplomini, a un certo punto Bilancia donato. E arriva Bilancia donato a prendersi... Beh, io dopo dovevo fare lo spettacolo, mi sono cagato sotto in una maniera... C'avevo un vitello, ragazzi. Poi faccio sto spettacolo guardando lui. Finisco lo spettacolo, è andata anche abbastanza bene. Arriva giù, viene verso di me. Io dico, beh, io ho paura di darci la mano, magari me la taglia, bene. Arriva verso di me e mi dice, beh, mi hanno detto che a Genova sei famoso. Io ho detto, ma anche te, guarda che... È vero, eh?